Arben Salliu, operaio 57enne residente nella frazione di Cantarana di Cona, ha perso la vita per le gravi ferite riportate mentre lavorava nella sede di Campagna Lupia della ditta per cui prestava servizio. Il fatto risale al 5 aprile scorso, poco prima di Pasqua, ma è stato reso noto solo oggi. Salliu, di origine albanese ma residente a Cona da più di 20 anni, era ricoverato al centro Grandi Ustionati di Padova, dove era stato trasferito dall'ospedale di Piove di Sacco. Sul posto le volanti della questura, la polizia locale e lo Spisal per i rilievi, dopo che il 57enne è stato soccorso dai colleghi e dal suo datore di lavoro, che l'ha caricato in macchina per portarlo all'ospedale. Ancora sconosciute le cause dell'incidente, al vaglio dei tecnici, forse uno scoppio o un cortocircuito. La tristezza di una famiglia adesso che ha lasciato moglie e la figlia minorenne, comunque hanno un grande coraggio perché sono persone che insomma stanno affrontando una situazione terribile e come comune insomma li siamo vicini, come amministrazione li siamo vicini per dare il supporto necessario a questa famiglia che è rimasta senza una figura principale del padre. Arrivato anni fa da Tirana, Salliu e la sua famiglia si erano perfettamente integrati a Cona. Da decidere la data dei funerali, forse anche perché sono ancora in corso indagini e accertamenti da parte della magistratura. Dispiacerei tanto e speriamo che venga accertato anche come è successo e per far sì che nei posti di lavoro insomma, la sicurezza sia sempre al primo posto.